Una riunione dei vertici regionali del Partito Democratico Veneto a Mestre, terraferma veneziana, per sparare a zero sul bilancio presentato dalla Giunta Zaia, ma pure l'occasione per una riflessione sull'attuale momento politico e sugli effetti della nomina di Matteo Renzi al premierato con la decadenza di Enrico Letta. Credo che Renzi debba pensare che per vincere in Italia bisogna una delle grandi regioni come il Veneto, che è motore dell'economia, dello sviluppo di questo nostro territorio, debba comunque guardare al centro-sinistra e alla sua leadership. Per questo ci deve essere un'attenzione soprattutto sui contenuti, sui bisogni, a partire dalle vicende infrastrutturali, non ultima la vicenda degli interventi che a sostegno e al ristoro di chi è stato colpito dalle calamità naturali di questi ultimi tempi, e soprattutto sul tema dello sviluppo, del sostegno al motore economico del sistema delle imprese della nostra regione. Sì, io sono tra quelli fortemente critici per le modalità, per i rapporti umani, per anche le valutazioni nei confronti di Enrico Letta, che si è assunto la responsabilità di tenere in mano il Paese e di evitare una crisi ben peggiore per l'Italia nel corso di questi 10 mesi. Quindi credo che si potevano trovare modalità, tempi e soprattutto anche un rapporto umano diverso fra Renzi e Letta. Ora non possiamo però che augurarci che questa sfida venga vinta nell'interesse dell'Italia e nell'interesse del Partito Democratico, quindi come minoranza interna, come area Cooperlo, abbiamo dato il nostro voto favorevole affinché si possa mettere in campo un'idea nuova di Italia e che questa sfida possa vincere, la sfida per l'interesse di tanti lavoratori, di tante imprese che guardano al nuovo governo con speranza e fiducia.